L'attività investigativa potrebbe essere agevolata dal filmato registrato da una telecamera, anche se l'occhio tecnologico non si trova proprio vicino rispetto alla scena del delitto. Ma il contributo sarà certamente utile agli inquirenti per provare a fare luce sull'omicidio dell'operaio empedoclino Carmelo Ciffa, di 42 anni, ucciso mercoledì a Favara in pieno giorno, intorno alle 13, davanti ad un supermercato in via Vittorio Veneto. Le immagini consegnate nelle mani del sostituto procuratore Salvatore Vella, titolare del fascicolo d'inchiesta, sarebbero state già visionate dai carabinieri della polizia che congiuntamente sono impegnati a risolvere questo caso. Cominciano ad essere più chiari alcuni passaggi, non uno come ipotizzato in un primo momento, ma due coloro che hanno portato a compimento la missione di morte. A bordo di uno scooter con il volto coperto da caschi integrali si sarebbero avvicinati a Carmelo Ciffa, intento ad estirpare su commissione una palma ormai secca. La pistola calibro 9x21 in mano al passeggero, i primi colpi all'angolo tra Corso Vittorio Veneto e Via Cina, almeno 4 quelli esplosi, 2 quelli andati a segno. 4 i bossoli raccolti dall'asfalto dagli esperti della scientifica. Uno dei proiettili ha infranto il parabrezza di una Seat Altea parcheggiata sul ciglio della strada. Ciffa è stato centrato al torace, ma non è morto sul colpo. Con la forza della disperazione è riuscito a raggiungere faticosamente l'ingresso del supermercato, poi è caduto, crollato a terra esanime nei pressi delle casse. Oltre al video, gli inquirenti hanno già sentito i commessi e il direttore del supermercato, ma anche parenti e amici della vittima, e oltre a soffermarsi sulle ultime chiamate partite e ricevute dal suo telefonino cellulare e a setacciare da cima a fondo l'auto di sua proprietà, altre risposte importanti arriveranno nelle prossime ore dall'autopsia. Quella degli stupefacenti sarebbe una delle piste più accreditate, anche se per il momento chi indaga lo sta facendo a 360 gradi.